uscire di Malaga che l'avevo vista. Questo microcarpa, questo è elastica, ce ne sono tante varietà diverse. Queste sono le case tipiche natura, questa ceramica un po' moresca. In Australia si esporta al continente americano e si piantava questa canna agricola e più tardi con questi altifoni, questa industria importante. Così importante era che molti rossi e poi non erano accettati, erano anglicano. Se guardate qui la porta con i due dioni, da lì si entra a quello che fu, immaginate quello che succedeva, venivano fuori tutti i resti e quindi lì è quando si faranno le... però adesso è molto piacevole, come vedrete, questa macchina. Un altro giardino qui a destra, questo qui chiamato Pedro Luis Alonso. Pedro Luis Alonso era un sindaco della città. Che non è parlato, perciò lo ricordiamo bene. Sì, lo ricordiamo con amore questo qui. Poi ci sono una casa, c'è un rosetto bellissimo con 169 varietà diverse di rose lì dentro, sotto le arance, sotto gli alberi di aranci, ci sono tantissime varietà e poi ognuna col cartellino, è bello perché si può leggere da dove vengono, come hanno evoluto geneticamente e tutte queste varietà che sono allora sommate a questa ricchezza di questo giardino che è piccolino, sotto 800 metri, da una punta all'altra, 800 metri, poi è stretto, però è un giardino di una grande ricchezza botanica. Questo palazzo a destra era l'antica dogana, la dogana del porto. Vedete questo bellissimo palazzo neoclassico che adesso hanno trasformato nel Museo delle Belle Arti della città.
Sì, lo so. Allora ya no lo para la masa. Very good.
Grazie.